Lo scorso 3 marzo a Canicattì la Polizia di Stato ha conseguito un importante risultato assicurando alla giustizia un soggetto autore di una rapina aggravata dell'utilizzo delle armi. Gli uomini del commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì apprendevano che il precedente giorno era stata preparata una rapina a mano armata presso una nuova attività commerciale di igiene per la casa e un giovane dipendente aveva denunciato ai carabinieri di esserne stata vittima. Da una prima ricostruzione dei fatti, dalla ricerca di impianti di videosorveglianza installati nelle vie di fuga utilizzati dal malvivente, il personale del locale commissariato di pubblica sicurezza individuava l'autore della rapina, che è un soggetto canicattinese di circa 20 anni. Grazie alla precisa mappatura delle telecamere presenti nei luoghi della rapina, il personale della polizia giudiziaria del commissariato di Canicattì, dopo aver individuato l'autore della rapina, si metteva immediatamente alle ricerche del soggetto e una volta individuato si procedeva a perquisire personalmente l'individuo a casa, nella sua abitazione, dove venivano rinvenuti gli indumenti utilizzati per il compimento della stessa rapina. Il giovane quindi ammetteva la propria responsabilità, consegnava spontaneamente una pistola a salve marca Bruni calibro 8 priva di tappo rosso, fedele replica del modello Beretta 92, in uso alle forze armate, munita di confezione 38 cartucce a salve del medesimo calibro 8. Alla luce di quanto accertato, secondo trascorsa la flagranza di reato, i poliziotti definivano il giovane dalle iniziali AG in stato di libertà per il reato di rapina aggravata.